Ragazzi, buongiorno ragazzi, guardate quest'alba. Siamo qui collegati con voi ancora una volta per il quarto episodio della nostra storia. A un di cacchio è su Book. Vediamo un po' da chi dobbiamo andare. Qua la storia, Stella di un ladro. Stelle di un ladro, votiamo. Un po' di gesso questo ragazzo giovane. Obliquity of the ecliptic, 23 degrees. So, you had a run-in with the captain, eh? I know all about it. The stars whisper to old Suds, they do. They're his best friends and they keep their secrets. Make no mistake, Captain Briggsy was the smartest pirate on the seas, and Suds was the only one she trusted to È read un the po' stars. scoppiato, questo si è fumato anche la sorella. Special as hers. And a great warrior should be in a pulse with the serpent soon, I see. So now you're seeking the stones, trying to part the fog and following the captain's footsteps. Take these papers Suds made. Better find that special spyglass too, eh? The captain hid it when she left Suds behind, and now it can't see the stars. Use it to take a peek at Suds's friends. If you're worthy of the captain's treasure, they'll show you where to sail. Be sure to bring them papers back to me, though. They're not for keepsies. My dear queen, all that chromospheric volatility. So unbecoming. You still here? No correlation with Laniakea. Fatto vecchio, dai, che cazzo, Allora, non ci dà nulla. Ah sì, qua dobbiamo guardare la stella polare. Vabbè, vado a scaricare quelle due stronzate che ho preso. la piccola isola in due parti, non lontano da qui. L'ho lasciato qui in caso servisse al capitano Pixie. Sotto un albero fra le due rocce più grandi. Giriamo, forse niente. Perfetto. Questo è 3. Il verme lo lasciamo a lui. Questo è un casino, cosa vuol dire? Mi sa che dobbiamo guardare proprio... Aspettare che faccia notte. Ma da dove? Da dove la guardi? La stella polare dietro le spalle. Qua ti spiega tutto. Vista l'isola dove ci siamo separati, non lontano da qui, una piccola isola in due parti. Ok, vediamo un po'. Quindi dobbiamo andare lì, in quell'isola, aspettare che faccia buio. How's Merrick? Still behaving himself? Allora, aspettiamo che faccia buio, poi la stella polare è verso nord, giusto? Dobbiamo cercare Lasciato quest'isola, qui. secondo me. In caso servisse al capitano. Quindi dobbiamo andare a sud. La stella polare dietro le spalle che è a nord, a sud. Da qua a sud forse. A sud manca così Boh, tanto. non lo so. Vediamo la mappa, una isola divisa in due parti, diceva. Poi... Qua intorno comunque. Oppure... Meridionali o settentrionali? Stella polare dietro le spalle. Vediamo un po'. Potrebbe essere Twin Groves. Sud, la stella polare a nord, quindi
Dietro le spalle potrebbe essere anche questa qua di fronte, che sta di fronte a me, alla nostra destra. Twin Groves, no? O Ram Mm. Ram... Questa qua, esatto. Potrebbe essere Twin Groves, che quella è in direzione a sud, la stella polare è a nord, quindi dovremmo scendere a sud noi. Vai di là, dobbiamo trovare questo cannocchiale. Forse se trovi il cannocchiale puoi vedere anche le stelle, Eh, no? Proviamo ad andare in quell'isoletta là, allora, dai. La barca continua ad andare. Mm. Si ferma, si ferma. Quindi dobbiamo cercare questo cannocchiale secondo noi. Sì, così. Sotto la pietra più grande. Ci lì. Qua c'è un No, perdigoto. Sotto un albero fra due rocce più grandi. Sotto un Un albero? albero? Sotto a un albero fra le due rocce più grandi. A sud manca così tanto. Sotto un albero, due rocce più grandi. Dobbiamo scavare. Ah, potrebbe essere questo. Pam, pam. Due rocce più grandi. È Che già mi guarda, scavando. Anche qua. Ma che cazzo? Là, forse ho trovato qualcosa. Là, forziere antico scoperto. Bravo Lallo, bravo. Aiuto. Vai te. Intuizione. Ok, là, eccolo là, il canocchiale. Bene. Canocchiale incantato di... eccetera, eccetera. Ah, vedi, si vedono le stelle con questo, anche di giorno. Ti do uno schiaffo e ti do io lo stelle. Ti Minchia. faccio vedere le stelle. Si vedono le stelle. Aspettiamo di notte, ma Gattolino. Quindi cercami Ok. la prima costellazione, Pisano. Tu che c'hai davvero il telescopio, se non Ti le da trovi, ciccare, se fendi su ronto. se non le trovi, Cercami questa costellazione. sì, Allora. dovrebbe essere a ovest, a est. Mm. A est ci sono, a est c'è questo hidden spring keep. Provo ad andare di là. E a destra un po' lontanuccio. Bel salto. Manco si vede. Stai partendo. Manco mannava. Prova ad andare lì. Oppure uno va di lassù. La cassa l'hai presa, Lallo? Eia. Possiamo anche provare quest'isola a nord qua, non lo so. Proviamo, è più vicina. Prova. Lì c'è una torretta, che cacchio è? Forma d'aquila. No, non credo. Qua lo stesso non lo so se c'è una scultura, però non penso sia visibilissima. Infatti non credo che la becchi così. Noi stiamo andando verso Long Cove. A meno che non sia fatta per vederla. Hidden Spring. E io ho guardato anche con quel canocchiale, non si vede un cazzo uguale. L'aquila è una costellazione. Noi c'è una barca qua,
E uno deve rimanere in Confermo. barca, mi sa. È proprio qua dietro. Ok, l'aquila. L'aquila l'abbiamo beccata, perché forse nel libro bisogna... Quindi l'aquila. Questo cos'è? Ah. Minchia, ci sono due barche. Uno sono teschi e l'altra sta venendo verso di noi, mi sa. Stavano combattendo tra di loro, no? No, se ne stanno andando via. Credo, è una cazzo di barchetta, un albero. Che cazzo si chiama? Ok, l'aquila è qui, quindi deve essere sopra, Ah, lo stanno scoppiando i teschi. sopra quest'isola. L'aquila è qui. Allora che sto mettendo palle di cannone, eccetera, prendetele. No, sto scendendo. Ops. Quindi Questa sì, qua. la pietrona, c'è un altro forziere qua, là, prendilo. Ah, Bello. Però praticamente sì, bisogna puntare alla costellazione. dell'aquila. Ecco, l'aquila, dobbiamo puntare proprio. Ma mica noi prende scheletro, io non uso. Minchia. Dai, muori. Ok, dopo che punti l'aquila, Per punti d'acqua in qualche modo mi dovrebbe dire dov'è la tua... Vaffanculo. quasi Poi, sì. punti d'acqua dovrebbe dirti dov'è la cazzo di... Isola. Forse è qua. No, dov'è il punto dove scavare? Ecco. Ah, trovato, grande. Praticamente punti il posto dove devi puntare il posto dove ti diceva nella mappa. Devi puntare l'aquila sopra la roccia, l'aquila è la Mm. costellazione, e quando appare la allinei e una volta che sparisce vuol dire che sei nel punto dove c'è il gioiello. Minchia. Vabbè, è un viaggio Mai assurdo. l'avremmo scoperto. Sì, sono Ah, una volta che cose... sparisce. Cioè, ti appare l'aquila quando punti la Sì. costellazione, tu continui a camminare e quando sei nel punto dove c'è la gemma ti sparisce, diventa di nuovo la costellazione normale. Quella cosa Ah, ok. era impossibile da capire. Ora vediamo l'altro, cioè l'altro diceva, dove diceva? Diceva... La pietra cade dal cielo in questa lotta, i nemici non sono a terra tra quattro grandi rocce nascoste. Crocs Hollow dice, dove l'acqua cade. Frog Solo. No, aspetta. Sì, può riferirsi ai torrenti di Croc Hollow. A ogni modo sembra proprio una guerra cruenta.
l'isola in due parti ce l'avevamo mandati, ma qua dice lo squalo. Magari dobbiamo beccare dove è lo squalo e seguire a sto punto. Boh. Ce la facciamo a beccare lo squalo come costellazione, vediamo dove ci porta. Allora, cerchiamo questo squalo. Ragazzi, questa missione è un parto storico. Stiamo seguendo lo scarabeo. Sono invecchiato 10 anni facendo questa missione. Siamo nel 2040. Non fatela. Minchia, fatela solo se siete disperati, come noi. Temperatura propria i vostri neuroni. I nostri, quei pochi che avevamo, ci hanno mollato proprio. Vai. Niente, è qua calma piatta. Tutto il viaggio contro vento. Controvetto, velocità, antivelocità. Ma siamo qua arrivati, stiamo puntando Mutiny Rock. Mi sembra fatta un'altra isola doppia dove eravamo prima. Qui non ci ha dato nessuna gioia, quindi stiamo continuando a seguire la merda di scarabeo. Vediamo lì, che Dio ce la mandi buona. Stiamo un po' velocini, Bogate quella davanti, io ho tolto questa qua. C'è anche un capitano. Dobbiamo cercare 4 rocce. Vediamo. Qua? Magari già qui. Sì. Eccolo qua. Minchia. Checkpoint, minchia, checkpoint, ti godi. Ma sta cazzo di cosa non si ferma. Un risveglio antico, stelle di un ladro. L'isola del cantante, quale sarà? L'isola del cantante. Dopo un parto trigemellare forse abbiamo trovato l'altra missione, l'altra isola. Qua si vede il serpente, mezzo sfumato, e quella è l'isola da dove partiremo. Puttana troia. Ragazzi, stiamo perdendo pezzi, siamo ore e ore giocando. Davide ha mollato, siamo io e Lallo, troviamo l'ultimo colpo. Dobbiamo andare a Snake Island perché sembra che, cioè, seguire la costellazione del serpente ci ha portato fuori dalla mappa, quindi mi sembra chiaro che seguire la costellazione non va bene, cioè l'unica isola del serpente è Snake Island. Tra l'altro nel libro mostra che ce ne sono 3, là sotto dove c'è il forziere, probabilmente è quella, non saprei. L'unica cosa che c'è rimasta, ragazzi. Siamo finiti imbottigliati, siamo finiti in un trabocchetto. Sì. E in effetti Snake Island sono 3 isole. Sì.
forse. Forse abbiamo trovato l'isola. Abbiamo tolto tutto, prendi i gioielli, Lalo, buttiamoci al volo. Se lo troviamo. Aspetta un po'. Faccio un giro di ricognizione perché ho sentito una botta, non vorrei che era una... Qua c'è un relitto. Vediamo Ok. se... Quindi... Boh. Non c'è un cazzo. Sì, c'è il relitto, mi sa che è questo, ma non so. Non so ancora dove si entra. Dai. Andiamo a trovare un arco. Sì, entrare. Trovato nulla. No. No, nulla. Provo qui. Cioè, non dovrebbe essere nemmeno troppo lontano, dai. Ecco, forse è qui, forse è qui. Vieni dove sono io, è qui. È qui l'entrata. Che guardo, finalmente. Ci sei? Io. Ah, eccolo. Porca puttana, sti pezzenti che hanno programmato il gioco, mamma mia. Cioè. Su. Mm? Ok, sono uscito. No, ok. Ecco, andiamo a metterlo qua. Sì. Qual è l'altro? Ah. Dove sei? Qua, mettilo qua. Granchio. Nel granchio dove dobbiamo andare? Andiamo in barca, va. Perché? La storia non è finita, c'è l'ultimo pezzo da fare. Dobbiamo aprire, Cioè, tutto questo... dobbiamo aprire un'altra cosa. Impiegato. Stanno sparando alla barca, mi sa. Cioè, generale S. Sì. Minchia, sono affondato alla barca, sti figli di puttana. Okay, give you this, take this, see you. Hey, bye. Ah, minchia. Che cazzo? Ci hanno ucciso. Minchia, ma lei sono i figli di puttana, sono,